Un centro commerciale a Cracovia, un ristorante a Varsavia. Presto pane Carasau, formaggio o vini sardi potrebbero trovare spazio da quelle parti. È l'auspicio della Confartigianato, che ha radunato a Cagliari 25 imprese dell'agroalimentare per metterle in contatto con buyer e importatori provenienti da Polonia, Croazia e Ungheria. Mercati attratti da dieta mediterranea e made in Italy in cucina, con interessanti aumenti dell'export dal nostro paese, dove possono inserirsi anche le piccole aziende del settore isolane. Anche la piccola impresa, e noi abbiamo delle esperienze concrete anche dell'ultimo periodo, riesce a posizionare i propri prodotti seppur non faccia delle grosse quantità. I prodotti sardi interessano fortemente anche un importatore come Dorapol di Varsavia, che, ci spiega Ivona Domagala, punta a tipicità e genuinità, volendo testare la risposta del mercato polacco inizialmente con piccoli quantitativi. Alla sfida sono pronte imprese ormai consolidate nell'isola, che tentano un primo approccio fuori dalla regione, come un'azienda di San Gavino che produce creme di formaggio. Abbiamo avuto un riscontro assolutamente molto positivo, vediamo che cosa porterà ovviamente il futuro. Prima tappa Cagliari, poi Ogliastra tra Tertenia, Lanusei e Cardeddu per gli importatori dell'Est Europa, a contatto con le aziende produttrici, alle quali Confartigianato lancia un suggerimento. Lavorare invece in rete potrebbe essere molto utile per gli aspetti legati di più alla logistica, perché si abbattono i costi e si riesce a raggiungere insieme certi mercati, e da soli naturalmente i costi lieviterebbero.